Il 2016 sarà un anno diabolico per le finanze della Regione. Alle parole certamente poco rassicuranti pronunciate a fine luglio dal presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti, Maurizio Graffeo, si aggiungono ora altri nuovi allarmanti segnali emergono da documenti recenti. Da un lato dal documento di programmazione economico e finanziaria attualmente ancora provvisorio, dall'altro dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 recentemente approvato dall'Assemblea regionale siciliana. Entriamo nel dettaglio. È quasi raddoppiato il debito complessivo della regione, ormai giunto alla soglia degli 8 miliardi di euro. Nel frattempo continua a perdere valore il patrimonio dell'isola. Le entrate sono scese addirittura di 1,5 miliardi di euro rispetto al 2013, un calo maggiore del 10% che si ridurrebbe di circa 3 punti percentuali, ma il tracollo sarebbe evidente anche perché accompagnato dall'aumento dei residui passivi e soprattutto delle spese. Della tanto sbandierata spending review non c'è ancora traccia nel rendiconto generale, anzi tra il 2013 e il 2014 le spese sono aumentate della stessa cifra con la quale sono calate le entrate, 1,5 miliardi. Quella che emerge, tuona il capogruppo di Forza Italia all'Ars Marco Falcone, è una fotografia veramente inquietante, contraddistinta dall'erosione dell'avanzo di amministrazione e dal depauperamento del patrimonio regionale che per la prima volta nella storia chiude in negativo. E uno dei dati del rendiconto a preoccupare di più è proprio quello relativo al cosiddetto conto del patrimonio, per intenderci il tesoro relativo ai beni della regione. Tra il 2013 e il 2014 si è passati da un segno più di 2,2 miliardi a un segno meno di oltre 800 milioni di euro. Ma la fotografia di una regione in enorme affanno emerge anche dal documento di programmazione economico-finanziaria al quale stanno lavorando gli uffici, un documento ancora provvisorio al quale i singoli assessori apporteranno modifiche fino a metà settembre, quando dovrebbe essere esitato in giunta. Un testo, a dir vero, che prova a indicare le vie d'uscita dalla crisi della Sicilia, soluzioni che possono essere sintetizzate nel ricorso ai fondi europei e nazionali, nella lotta all'evasione fiscale che in Sicilia raggiungerebbe livelli ben più alti delle altre regioni, nella previsione di nuove entrate come la tassa di circolazione o i diritti di motorizzazione, nuovi tagli per circa 200 milioni, vendita di parte del patrimonio immobiliare per altri 150 milioni e di partecipazione societaria nella concertazione con lo Stato per il riconoscimento delle somme che lo Statuto siciliano destina all'isola e finora trattenute da Roma.